Una nuova storia voglio scrivere, più avanti andrò perché mi fido di te. E se mi sa il cammino devo piangere,
qualcosa da parte dello Spirito Santo questa sera. Io sono sicuro che come già Dio è stato in mezzo a noi ieri sera nel primo incontro di questa conferenza emozionale, come lo è stato oggi pomeriggio nell'incontro dei giovani, questa sera sarà qua in mezzo a noi. E io voglio invitarti in questo momento a pregare Dio affinché questa sera Lui possa parlare al tuo cuore. Io voglio chiederti di essere egoista questa sera. Sii egoista questa sera e chiedi: Dio, parla con me. Dio, tutto quello che vuoi dire, dillo a me. Dio, apri il mio cuore, Dio, apri la mia mente, fai in modo che io possa ricevere tutto ciò che tu vuoi dire a me. Sii egoista questa sera davanti a Dio e di Dio, io voglio ricevere una trasformazione da parte tua questa sera. Oggi è con noi una persona che Dio ha preparato e usa affinché persone vengano trasformate, e probabilmente tu sei l'obiettivo di Dio questa sera. Quindi in questo momento preghiamo affinché Dio possa compiere un miracolo in mezzo a noi. Preghiamo insieme. Signore Gesù, in questo momento siamo qua, Signore, questa sera per cominciare un culto a Te, Padre. Noi vogliamo esaltarti, noi Ti vogliamo adorare questa sera. Quindi, Signore, fai in modo che il nostro cuore possa essere disposto e gioioso a clamare a Te, a gridare a Te, a cantare a Te, Dio. Ma, Signore, noi sappiamo che questa sera Tu vuoi compiere qualcosa di miracoloso in mezzo a noi. Signore, noi sappiamo che questa sera Tu vuoi compiere qualcosa di sovrannaturale nelle nostre menti, qualcosa di sovrannaturale nel nostro cuore, qualcosa di sovrannaturale nel nostro carattere, qualcosa di sovrannaturale, Signore, nei nostri problemi. E per questo, Dio, io Ti chiedo di aprire i nostri occhi, Signore, di aprire i nostri orecchi, di aprire soprattutto il nostro cuore per riceverti, Signore, per essere disposti ad aprire quella porta e riceverti dentro di noi, Signore, questa sera. Fai in modo, Signore, che il Tuo Spirito possa avere la libertà di parlarci, la libertà di fluire, di agire in mezzo a noi, conforme alla Tua volontà, Padre. Noi sappiamo che Tu sei già qua e per questo Ti diciamo: Tu sei benvenuto in mezzo a noi, Dio. Vieni ad abitare in noi e compi ancora una cosa nuova dentro di noi. Nel nome di Gesù, che questo possa essere un grande culto a Te, Padre. Amen. Alleluia, gloria a Dio, amen. Lodiamo il nostro Signore. Questa canzone dice: Dio per noi combate, amen. Canti questa canzone credendo che il tuo Dio combatte per te, amen. Adoriamo il Signore. Sarà, lui quel giorno ha vinto, sì ha vinto già, non saremo esposti, chi ci fermerà? Gesù, tu sei qui, portando i nostri pesi, ci hai dato libertà, lui quel giorno ha vinto, sì ha vinto già, non saremo esposti, chi ci fermerà? Gesù, tu sei qui. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me, sono libero nel nome di Gesù. Alleluia! Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vivo.
Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Dio per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso, Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Sono libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, loderò e dichiarerò che vivi in me. Guarito sono nel nome di Gesù. Alleluia! Applaudo il nome del Signore. Amen. Alleluia. Amen. C'è una parte della canzone che dice così: io vivrò, non morirò, guarito sono nel nome di Gesù. Tu puoi dire com'è così? Io vivrò, non morirò. Non libero nel nome di Gesù. Dichiara ancora una volta: io vivrò, non morirò, loderò e dichiarerò che vivi in me, guarito sono nel nome di Gesù. Amen. Che questa sera, Signore, possa portare guarigione ai nostri cuori, alle nostre emozioni, in tutto ciò che noi abbiamo, che molte volte ci sta fermando il lavorare di Dio nella nostra vita. Noi siamo liberi nel nome di Gesù. Tu sei libero nel nome di Gesù. Amen? Alleluia. Noi adoriamo. Chi ha libertà adora il Signore. Noi ti diciamo: Signore, noi ti adoriamo. Tu sei degno di lode. Ti innalziamo. Noi dichiariamo parola di adorazione in questo momento, per preparare i nostri cuori per questo momento di ministrazione. Io ti invito ad adorare il Signore. Ti invito a lasciarti andare nella presenza del Signore. Ti invito a non guardare questo gruppo. Ti invito a non guardare la mia vita. Ti invito a non guardare il tuo vicino, ma guardare colui che è qui questa sera e è venuto per guarire il tuo cuore, è venuto per trasformare il tuo pianto in gioia. Santo Espírito de Deus, gli angeli e i santi si inchinano a te. Dichiara gli anziani gettano le corone davanti a te, perché sei re. Gli angeli e i santi si inchinano a te. Anziani gettano le corone davanti a me, perché sei re. Tu sei degno di lode. Tu sei degno di lode. Tutto è per te. Tutto è per
riceve la nostra adorazione, Signore. Che noi possiamo riuscire a giorno e notte a donare a Te la nostra adorazione. Tu sei degno di lode. Tu sei degno di lode, Signore. Giorno e notte nostra lode sale a Te. Giorno e notte la nostra lode sale a Te. Tu puoi alzare il tuo amore e dichiarare: giorno e notte la nostra lode sale. Alza la tua mano, alza la tua mano, dichiara: giorno e notte la mia lode sale a Te, Signore. Giorno e notte, giorno e notte la nostra lode sale a Te. Giorno e notte la nostra lode sale a Te. Giorno e notte la nostra lode sale a Te. Giorno e notte la nostra lode sale. Giorno e notte, giorno e notte la nostra lode sale a Te. Giorno e notte la nostra lode sale a Te. Eu vou ascoltare solo le voci. Solo la Chiesa dichiara: ti innalziamo, ti porta guarigione questa sera, ti innalziamo, ti innalziamo, ti innalziamo, ti innalziamo. Spirito Santo, Spirito Santo. Oh, ti adoriamo, Signore, noi ti adoriamo, ti adoriamo, ti adoriamo. Noi ti adoriamo, Signore. Amen. Penso che in questo momento il nostro cuore è pronto per ricevere una parola da parte di Dio. Io voglio invitare la missionaria, psicologa Lucileia. Perché oggi lei è qua? Perché abbiamo
avuto in cuore, perché Dio ha messo nel nostro cuore di portare una psicologa nella casa del Padre per parlare con noi. Noi sappiamo che il nostro corpo, secondo quello che la Bibbia ci dice, noi siamo composti da anima, spirito e da corpo. La psicologia è una materia che comprende invece la mente. Che cosa c'entra la mente con quello che noi predichiamo qua? C'entra tutto. In Romani 12 c'è scritto: siate trasformati tramite il rinnovamento della vostra mente. Oggi Dio ha portato lei qua affinché potesse compiere questa trasformazione dentro di noi. L'abbiamo sempre presentata come psicologa, in realtà lei è molto più titolata che una semplice psicologa. È laureata in psicologia, ma ha molti altri titoli. Lei è anche docente all'università e oltre a questo ha una clinica di psicologia nella quale esercita il suo lavoro. Ma quello che mi ha raccontato questa mattina, che è stato qualcosa di molto toccante, è che Dio l'ha presa da questa clinica e le ha detto: non compiere questo proposito solo nella clinica, ma porta questo nella mia casa. E questa è una cosa che mi ha toccato tanto, mi ha ricordato un po' la storia di Mosè. Vi ricordate la storia di Mosè? Mosè ha passato la sua infanzia e la sua giovinezza nel palazzo del faraone e lì è stato istruito come un figlio di un faraone. E a un certo punto Dio l'ha chiamato da quel pruno ardente, no? E secondo il mio Vangelo, quello rivisto attualizzato da Enrico, Dio ha detto più o meno così: Mosè, prendi tutto ciò che io ti ho insegnato fino ad oggi e con tutto ciò che io ti ho insegnato libera il mio popolo dalla schiavitù d'Egitto. Questo è quello che Dio ha fatto anche con lei. Ha preso lei con tutto ciò che gli ha insegnato nei suoi anni di studi e con tutto ciò che le ha insegnato l'ha mandata a liberare il suo popolo. Accogliamo quindi la missionaria Lucileia con un applauso, se possiamo. Amen. Possiamo stendere le nostre mani verso di lei per benedire la sua vita, per pregare in questo momento. Potete ripetere con me: missionaria, lasciati usare da Dio. Amen. Grazie. Podem se assentar, por favor. Potete sedervi, per favore? Um prazer estar aqui com vocês. È per me un piacere stare qui con voi. E eu queria, antes de trazer a palavra, Io vorrei, prima di portare la parola, eu queria cantar um louvor. io vorrei cantare una canzone. Ele é uma canção muito conhecida no Brasil. È una canzone molto conosciuta in Brasile. E a letra dela diz assim: em adoração, E le sue parole dicono: in adorazione, eu me rendo a ti. io mi arrendo a te. Tu és como um rio, Tu sei come un fiume, rio de águas un vivas. fiume di acqua viva. Flui dentro de mim, Fluisci dentro di me és manancial, e sei mananziale, fonte inesgotável, fonte inesauribile, traz vida ao coração. porti vita al cuore. Como o rei Davi, Come il re Davide, eu quero te louvar. io voglio lodarti. Minha alma canta La mia anima canta a ti, Senhor, em adoração. a te, Signore, in adorazione. Digno és de louvor, Digno sei di lode, majestade santa. maestà santa. Meu prazer é te dizer: Il mio piacere è dirti: te amo, ó Senhor. ti amo, Signore. Amém? Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim,
Só tu és manancial, és manantial. Tu és fonte inesgotável pra mim, fonte inesgotável. Tu traz vida, tu traz vida, traz vida. Cante como o rei Davi. Quero te louvar, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Este louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, meu prazer é te dizer, te amo. Glória a Deus. Se você o ama, você pode dar uma salva de palmas. Ele merece toda a honra e todo o louvor. Obrigada, Andréia. Glórias a Deus. A minha voz não está lá essas coisas, né? De tanto usar ela. La mia voce non è più quasi capace di tanto che l'ho usata, Mas eu sinto desejo de louvar o Senhor. ma io sento il desiderio di lodare il Signore. E como a Bíblia diz que quem tem fôlego pode louvar o Senhor, E come la Bibbia dice che chi ha fuoco può lodare il Signore, então eu louvo ao Senhor. allora io lodo il Signore. Amém? Vamos ler a palavra de Deus Leggiamo la parola di Dio em Gênesis, in Genesi, no capítulo 2 nel capitolo 2, e o versículo 18. il versetto 18. Isso. Nós vamos ler do versículo 18 Noi leggeremo dal versetto 18 até o 25. fino al 25. Pode ler. Amen. Poi Dio il Signore disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio il Signore, avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò. Prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo e sua moglie erano entrambi nudi e non ne avevano vergogna. Amém. Bom, sempre que eu vou falar para a família, eu gosto de falar na primeira família. Sempre che io parlo per la famiglia mi piace parlare sulla prima famiglia, Porque, de certa forma, eles vão explicar tudo aquilo que nós passamos no decorrer da nossa vida. perché in qualche modo spiega tutto quello che noi passiamo durante la nostra vita. E eu acho muito interessante Deus ter criado o homem, E io trovo molto interessante che Dio abbia creato l'uomo, porque não havia necessidade, perché non c'era necessità, no meu modo de ver, né? dal mio punto di vista. Deus olhou para a terra, Dio ha guardato per la terra, ela estava sem forma e vazia. era senza forma e vuota. E por ela estar sem forma e vazia, E per essere senza forma e vuota, Deus então começou a organizar aquela bagunça que existia. Dio ha iniziato a organizzare quel caos che c'era. Ele disse que
a luz existisse. Lui ha detto che la luce E esistesse ela existiu. ed è esistita. O Espírito do Senhor parava, né, sobre as águas. Lo Spirito del Signore alleggiava sopra le acque. Deus resolveu fazer algo muito especial. Dio ha risolto fare qualcosa di molto speciale. E nesse processo de criar a terra, E in questo processo della creazione della Ele terra criou todos os animais, ha creato tutti gli animali, todos os vegetais, tutti i vegetali, todos os minerais. tutti i minerali, E Ele resolveu criar o homem. e lui è anche riuscito a creare l'uomo. E quando Deus vai criar o homem, E quando Dio crea l'uomo, Ele cria o homem à sua imagem e à sua lui semelhança. crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. E quando eu vejo Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, E quando guardo Dio che crea l'uomo a sua immagine e Algumas- somiglianza, algumas pessoas dizem: Ah, Deus, será que Deus é branco? alcune persone dicono: ah, sarà che Dio è bianco? Será que Deus é negro? Sarà che Dio è nero? Será que Deus é asiático? Sarà che Dio è asiatico? A gente não sabe a aparência de Deus. Le persone non sanno l'apparenza di Dio. Ele é espírito Lui è uno spirito e a gente não tem como pensar assim. e le persone non sanno come pensare a Mas questo. quando eu vejo Deus criando o homem à sua imagem e semelhança, Ma quando vedo che Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, Ele resolve pegar do barro, lui riesce a prenderlo dalla terra, Ele forma um boneco de barro lo crea e nesse boneco o Senhor vai soprar então o espírito de vida e in questo gruzzolo di terra il Signore soffia il suo soffio di vita, e quando se junta esse corpo e esse espírito, e quando si unisce questo corpo e questo o spirito, homem passa a ser alma vivente. l'uomo diventa un'anima vivente, E dentro dessa alma vivente e dentro quest'anima vivente passam a acontecer as decisões. iniziano ad accadere delle decisioni. É a alma quem vai ter a decisão final. È l'anima che ha la decisione finale, Porque nós temos o espírito que nos puxa para Deus, perché noi abbiamo uno spirito che ci avvicina a Dio, mas nós temos a carne que nos puxa para o pecado. ma abbiamo la carne che ci spinge al peccato. Então tudo que nós vamos fazer, Quindi tutto quello che facciamo, nós precisamos ter um equilíbrio noi abbiamo bisogno di avere un equilibrio entre o espírito e a carne, tra lo spirito e la carne, para que a alma encontre seu equilíbrio perché l'anima incontri il suo equilibrio e a sua paz. e la sua pace. Deus criou o homem Dio ha creato l'uomo e Deus viu que o homem estava gerenciando tudo, porque o Senhor o colocou por gerente sobre a e criação. Dio ha visto che l'uomo si stava prendendo cura di tutto sopra la creazione. E dentro dessa gerência do homem sobre a criação, E all'interno di questo guidare la creazione dell'uomo, Deus então olha para o homem Dio guarda l'uomo e percebe um sintoma. e percepisce un sintomo. E isso para mim é uma das maiores provas E questo per me è una delle più grandi prove que Deus está preocupado com a sua igreja emocionalmente. che Dio è preoccupato con la sua chiesa emozionalmente. Porque desde o início ele se preocupou. Perché sin dall'inizio lui si è preoccupato. Ele olhou para o homem Lui ha guardato l'uomo e ele percebeu solidão. e lui ha percepito solitudine. Ele viu que o homem estava se sentindo solitário Lui ha visto che l'uomo si sentiva solo e ele disse: não é bom que o homem fique sozinho. e lui disse: non è buono che l'uomo rimanga solo. E quando o Senhor fala isso, E quando il Signore parla questo, ele decide então fazer a obra-prima da criação. lui intanto ha deciso di fare la prima opera della creazione. O Senhor decide criar a mulher. Il Signore ha deciso di creare l'Eden. Nós somos a obra-prima da criação. Noi siamo la sua opera prima della Eu tenho creazione. certeza disso. Io ho certezza di questo. Eu tenho certeza que os homens vão concordar com isso. Io sono sicura che gli uomini saranno d'accordo con questo. Pelo menos eu espero que seja. Perlomeno spero che siano così. E eu me sinto a obra-prima da Io mi criação. sento la prima opera del Signore. Deus faz então o homem dormir. Dio quindi fa dormire l'uomo E quando o homem dorme, e quando l'uomo dorme, o Senhor tira uma das suas costelas. il Signore prende una delle sue costole Grazie. E o Senhor forma a mulher. e il Signore forma la donna.
Quando o Senhor forma a mulher, Quando il Signore forma la donna, Adão está dormindo. Adamo sta dormendo. O Senhor havia colocado ele em anestesia. Il Signore gli aveva messo un'anestesia. Ele não viu que o Senhor tirou das suas costelas. Lui non ha visto che il Signore ha tolto una sua costola. Quando ele acorda, Quando lui si sveglia, ele vê diante di si lui vede davanti a lui a mulher mais bonita da terra, la donna più bella della terra, que era Eva. che era Eva. Ele olha para ela Lui guarda lei e ele se encanta com ela. e si incanta con E lei. ele diz: tu será varoa, E lui gli dice: tu sarai una valorosa, porque do varão você foi tomada. perché tu dal valore sei stata presa. E então ele a toma para si. E quindi lui la prende per sé E eles passam a conviver como família. e iniziano a convivere come una famiglia. Deus dá para eles um lugar chamado paraíso. Dio dà loro un luogo chiamato paradiso. E se você parar para pensar, E se tu ti fermi a a pensare, raça humana vai reproduzir exatamente essa história. A raça humana. la razza umana riproduce esattamente la stessa storia. Porque o rapaz, quando ele se apaixona pela moça, Perché un ragazzo quando si innamora di una ragazza, ela é a mulher mais linda da terra. lei è la donna più bella della terra. É como se não existissem mais. È come se non esistesse più nulla. Então ele a toma para si. Quindi la prende per sé, Ele se casa com ela si sposa con lei e passa a ser então uma família. e diventano una famiglia. Isso é um propósito divino. Questo è un proposito divino. Por isso que o casamento é algo tão abençoado. Per questo che il matrimonio è qualcosa di tanto benedetto. Porque se cumpre um mandamento divino. Perché si è compiuto un comandamento divino. E quando Adão toma Eva para si e vão para casa, E quando Adamo prende Eva per lei e la porta a casa, eles passam a viver no jardim do Éden. e iniziano a vivere nel giardino dell'Eden. E quando eles estão vivendo no jardim do E Éden, finché stanno vivendo nel giardino o dell'Eden, Senhor lhes deu um paraíso. il Signore gli ha dato un paradiso. Era chamado paraíso. Era chiamato paradiso. Adão e Eva viviam no paraíso. Adamo ed Eva vivevano nel paradiso. Porque é isso que nós esperamos quando nós constituímos família. Perché è questo che noi speriamo quando costituiamo una famiglia. Nós queremos que a nossa casa seja um pedaço do paraíso. Noi vogliamo che la nostra casa sia una parte del paradiso. E eu fico imaginando que Adão saía para organizar algumas coisas na natureza E io immagino che Adamo uscisse per organizzare qualcosa con la natura e Eva ficava em casa. e Eva rimaneva in casa. Eu imagino que era assim. Io immagino che era così. Porque a gente percebe que a serpente ela vai chegar para tentar conversar com essa Perché le família. persone capiscono che il serpente arriva per tentare questa famiglia. Alguns historiadores Alcuni storici eles falam que Adão e Eva viveram 7 anos no paraíso dicono che Adamo ed Eva hanno vissuto 7 anni in paradiso antes de acontecer a queda. prima che succedesse la rottura. E eu penso que uma pessoa não consegue ser enganada por outra de uma hora para outra. E io penso che una persona non riesca ad essere ingannata da un'altra per un momento all'altro. Precisa ter confiança para você escutar alguém. Dovete avere confidenza per confidare di qualcuno. Se alguém chegar para mim e falar assim, Lucileia, você concorda com tal coisa? Se qualcuno arrivasse da me e dicesse: Lucileia, tu sei d'accordo con alcune cose? Eu não conheço a pessoa. Io non conosco la Eu persona. vou ter um certo cuidado para falar com ela. Io devo fare attenzione a parlare con lei. Eu não vou dar confiança para essa pessoa. Io non darò confidenza a questa persona. Eu não conheço ela. Io non la conosco. E eu imagino que com Eva aconteceu a mesma coisa. E io immagino che con Eva è successa la stessa cosa. Eu imagino que a serpente vinha tentar entrar na casa de Eva todos os dias. E io immagino che il serpente cercava di entrare in casa di Eva tutti i giorni. E por muito tempo Eva disse: não, eu não quero dar espaço para você. E per molto tempo Eva abbia detto: no, io non voglio dare spazio a te. E a serpente vinha outra vez. E il serpente arrivava un'altra volta. E Eva dizia: não, eu não quero dar ouvido para você. E Eva diceva: no, io non voglio dare ascolto a te. E até o momento em que elas começaram a ficar conhecidas. Fino al momento in cui hanno iniziato a essere conosciuta. Quando a gente conhece alguém Quando la gente conosce qualcuno que é muito íntimo da gente, che è molto intimo con noi, a gente sabe quando a pessoa está chegando. le persone sanno quando qualcuno sta arrivando. Até um animal sabe disso. Persino l'animale sa di questo. A minha filha Estela tem uma cachorrinha. Mia figlia Stella ha un cagnolino.
Podem muitas pessoas abrirem o portão da casa dela. Possono molte persone aprire il portone di casa sua, Mas quando o esposo da Estela chega ma quando il marito di Stella arriva e ele abre o portão, e lui apre la porta, a cachorrinha dela pode estar onde estiver. il suo cagnolino può essere dov'è, Ela sai correndo para esperá-lo porque ela sabe que é lei ele. esce correndo ad aspettarlo perché sa chi lui è. A intimidade faz isso. L'intimità fa questo. A Andréia sabia quando o pastor Henrico chegou hoje. La Andrea sapeva quando il pastore Enrico è arrivato oggi Ela falou: o Henrico acabou de chegar. e lei ha detto Enrico è arrivato Ela falou: eu conheço o barulho. e lei ha detto io conosco i suoi passi. A intimidade faz isso. L'intimità fa questo. E eu imagino que Eva já até sabia quando a serpente estava vindo. E io immagino che Eva sapeva già quando il serpente stava arrivando. Talvez ouviu o barulho Magari ha sentito rumore dos passos da dei serpente, passi del serpente porque ela não rastejava. perché lei Ela lui não. non camminava. Perché lui strisciava, Isso. Ela caminhava. perché lei camminava. E o tempo foi passando. E il tempo è passato E a serpente vinha. e il serpente arrivava E Eva resistia. e Eva resisteva. E a serpente vinha. E il serpente arrivava E Eva resistia. e Eva resisteva. E a serpente vinha. E il serpente è arrivato E Eva resistia. e Eva resisteva Até o dia fino al giorno que Eva não resistiu. che Eva non ha resistito. Ela decidiu Lei ha deciso dar ouvido à serpente. dare ascolto al serpente. Como é triste Com'è triste quando alguém resolve dar ouvido à serpente. quando qualcuno dà ascolto al serpente. Como é triste isso. Com'è triste questo? Porque a serpente ela só quer uma brechinha Perché il serpente solo vuole un piccolo spazio, para entrar na vida de uma pessoa una piccola breccia per entrare nella e vita della fazer persona grande estrago. e per fare un grande disastro. Quando a serpente chega a falar com Eva, Quando il serpente arriva a parlare con Eva, ela diz assim: Eva, lui dice così: Eva, como vai você? come stai? Resolvi passar aqui hoje. Sei stata bene oggi qui? Não tinha muita coisa para fazer. Non c'erano molte cose da fare? Vim aqui bater um papo. Sono qui venuto a parlare un po' con te. Porque a serpente sempre chega de mansinho, Perché il serpente arriva tipo così, muito amiga, molto amico, muito companheira. molto compagno. São características da serpente. Sono caratteristiche del serpente, Uma característica falsa una caratteristica falsa que a gente só vai descobrir mais tarde. che le persone lo scoprono solo più tardi. E a serpente disse para Eva: o que foi mesmo que Deus disse para E il vocês? serpente ha detto: Eva, che cos'è che ha detto il Signore per te? Não é para vocês comerem nenhum fruto que está no jardim. Non è per te mangiare qualsiasi frutto che è nel giardino? E Eva disse: não, E Eva disse: no, não foi isso que Deus falou. non è questo che Dio ha detto. Ele disse que nós podemos comer de todos os frutos, Lui disse che noi possiamo mangiare tutti i frutti, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. tranne di quello dell'albero della conoscenza del bene e del male. Porque no dia em que nós comermos, Perché nel giorno che noi lo mangeremo, certamente nós morreremos. certamente noi moriremo. E a serpente ela é tão astuta, E il serpente è così astuto porque ela sempre vai chegar com uma pergunta. perché sempre arriva con una domanda. Quando a serpente tentar destruir você, Quando il serpente cerca di scoprire te, ela vai vir com uma pergunta. arriva con una domanda. Quando ela quiser te tirar do caminho do Senhor, Quando vuole toglierti dal cammino del Signore, ela vai vir com uma pergunta. arriva con una domanda. Quando ela quiser destruir a tua família, Quando vuole distruggere la tua famiglia, ela vem com uma pergunta. arriva con una domanda. Ela chega e diz assim: Você sabe aonde o seu esposo estava ontem? E lei ti dice così: tu sai dove era il tuo marito ieri? Você sabe o que o teu esposo está fazendo no WhatsApp? Tu sai cosa sta facendo tuo marito in WhatsApp? Você gostou do culto ontem? Tu sai tutto quello che è successo ieri? Você gostou do que o pastor fez ontem? Ti è piaciuto quello che ha fatto ieri il pastore? A serpente sempre traz uma pergunta. Il serpente sempre porta una domanda, Porque o diabo ele é muito astuto. perché il diavolo è molto astuto. Ele quer trabalhar com a mente. Lui vuole lavorare con la mente E
O apóstolo Paulo diz E l'Apostolo Paolo que dice na dúvida nós pecamos. che nelle domande noi pecchiamo. Então o diabo ele lança dúvida E quindi il diavolo lancia e dubbi faz a gente se perder nos nossos pensamentos. e fa in modo che le persone si perdano nei loro pensieri. Eva responde à serpente: Eva risponde al serpente: nós só não podemos comer do fruto do bem e do mal, noi soltanto non possiamo mangiare del frutto del bene e del male, porque no dia em que comermos nós morreremos. perché il giorno che lo mangeremo noi moriremo. E a serpente diz: E il serpente dice: vocês não vão morrer. no, voi non morirete. É que Deus sabe È che Dio sa que no dia em que vocês comerem desse fruto, che il giorno che voi mangerete di questo frutto, vocês serão como Deus. voi sarete come Dio. E quando a raça humana escuta isso, E quando la razza umana ascolta questo, ser como Deus, essere come Dio, decidimos ser deuses. decidiamo di essere come Dio. Queremos ser lembrados em tudo. Vogliamo essere ricordati in tutto. Queremos ser elogiados em tudo. Vogliamo essere elogiati in tutto. Queremos ser o centro das atenções. Vogliamo essere il centro dell'attenzione. Então aquele fruto parece tão desejável aos olhos. Così quel frutto sembra così Então desiderabile agli occhi nós desejamos comê-lo. e noi desideriamo mangiarlo. Então a gente vai e pega esse fruto. E quindi andiamo e prendiamo questo frutto. E per più che la nostra mente riuscite a sentirmi? Pertanto che il Signore voglia parlarci alcune cose, noi non riusciamo ad ascoltarlo, perché il desiderio è molto grande. E quando questo desiderio è grande, tutto quello che è stato parlato per noi, le persone non riescono a ricordarsi che tutto quello che ha detto di Dio non fare, non farlo. Noi iniziamo a farlo. Eva ha mangiato il frutto e l'ha dato da mangiare anche a suo marito. E nel momento in cui loro mangiano questo frutto, loro percepiscono che sono nudi. Fino a quel momento loro non l'avevano percepito, non c'era malizia, essi non riuscivano a capire la differenza tra il bene e il male. Quindi loro erano molto tranquilli, fino al momento che è successo tutto questo. Quando loro percepiscono che sono nudi, uno guarda l'altro e si sentono molto invergognati. E quindi loro vanno via correndo e cercano per loro qualcosa da vestirsi. E la Bibbia dice che loro si fanno dei vestiti per loro con un foglio di fico. Loro costruiscono lì qualcosa con questi fogli di fico e rimangono lì. Ma in un determinato momento loro sentono dei passi nel giardino e io immagino che il Signore faceva questo costantemente. C'era un luogo determinato perché loro si incontrassero con il Signore. Para que eles se encontrassem com o Senhor. Perché loro si incontrassero con il Signore. Porque o Senhor ele tem lugar do encontro marcado. Quindi il Signore ha un luogo di incontro determinato. Talvez você não esteja prestando atenção. E
Può essere che talvolta tu non stai prestando attenzione, mas Deus tem um lugar de um encontro marcado ma com Dio você. ha un luogo di un incontro determinato Muitas con te. pessoas não se dão conta disso, Molte persone non si accorgono di questo, mas Deus tem o lugar do encontro. ma Dio ha un luogo di O incontro. lugar do meu encontro Il luogo del mio é incontro no quarto de visita da minha casa. è un luogo dove le persone vengono a visitarmi in casa. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa Talvolta io sto facendo delle e o cose Senhor fala comigo e il Signore parla con me e diz: eu vim visitá-la. e mi dice io sono venuto a visitarti. Vamos para o lugar do encontro? Andiamo al luogo di incontro. Então eu entro no quarto de visita, Allora io entro nel salotto, eu dobro os meus joelhos io mi inginocchio, e eu já dobro os joelhos chorando, io già mi inginocchio piangendo porque eu sei que Ele veio falar perché so che comigo. Lui arriva a parlare con me. A gente tem que ter o lugar do encontro. Le persone hanno bisogno del luogo di Eu incontro. não consigo entender pessoas que servem a Deus e não têm um lugar do Io non riesco a encontro. capire come le persone servono a Dio e non abbiano un luogo di incontro. Se você não tinha, por favor, comece a ter. Se a tu non partir ce l'hai, de per hoje. favore inizia a prendere questa intimità É con Lui. maravilhoso. Inizia ad avere questo luogo con Lui, è Você meraviglioso. escolhe um lugar da tua casa Scegli un luogo della tua casa e você marca: esse é o meu lugar do encontro. e marca questo è il mio luogo di incontro. E o Senhor vem, E il Signore arriva, como Ele veio para Adão. come Lui è arrivato per Adamo. O lugar do encontro entre Deus e Adão era o jardim. Il luogo di incontro tra Dio e Adamo era il giardino. E quando o Senhor vai chegando no lugar do encontro, E quando il Signore arriva al luogo dell'incontro, os seus passos se fazem ouvir no jardim. i suoi passi si fanno sentire nel giardino, Mas quando ele chega, ma quando Lui arriva, Adão não veio. Adamo non è arrivato. Adão não está ali. Adamo non era lì. E o Senhor procura por ele. E il Signore lo cerca. O Senhor diz: Adão, Il Signore dice: Adamo, aonde você está? dove sei? Vocês acham que Deus não sabia? Tu pensi che Dio non lo sapeva? Vocês acham que Deus não sabe onde você está? Tu pensi che Dio non sa dove tu stai? Ele sabe, Lui lo sa, mas Ele quer que você se apresente para Ele. ma Lui vuole che tu ti presenti a Lui. E Ele procura Adão. E Lui cerca Adamo. Aonde você está, Adão? Dove sei, Adamo? E Adão escondido. E Adamo era nascosto. Ele está com medo. E egli stava con paura. Mas Deus quer vê-lo. Ma Dio vuole vederlo. Porque quando Deus comparece ao lugar do encontro, Perché quando Dio appare al luogo dell'incontro, Ele não quer saber se eu e você estamos inteiros, e Lui non vuole sapere se io e te siamo interi, mesmo que estejamos em pedaços. anche se noi siamo a pezzi, Ele quer nos encontrar ali. e Lui vuole incontrarci lì. É o lugar do encontro. È il luogo dell'incontro. A gente precisa comparecer. Noi abbiamo bisogno di apparire, Não fuja do lugar do encontro. non fuggire dal luogo dell'incontro. Quando ele fala com Adão, Quando Dio parla ad Adamo, Adão diz assim: Senhor, Adamo dice così: Signore, eu estou aqui, io sono qui, escondido atrás das árvores. nascosto dietro l'albero. Eu ouvi a tua voz no Io jardim. ho sentito la tua voce dal giardino. Algumas versões dizem: eu ouvi os teus passos no jardim. Alcune versioni dicono: ho sentito i tuoi passi nel giardino. Eu vi que era o Senhor, E io ho visto che era il Signore, mas eu tive medo ma io avevo paura e eu me e escondi. mi sono nascosto. Adão se dá conta Adamo si dà colpa de sentimento di un sentimento que ele nunca tinha sentido, che lui non aveva mai sentito, que se chama medo. che si chiama É a paura. primeira vez que isso aparece na Bíblia. È la prima volta che questo appare nella E Bibbia. então eu, como psicóloga, entendo E quindi io come psicologa capisco que quando o homem peca, che quando l'uomo pecca, os seus pensamentos negativos ou i sabotadores suoi pensieri negativi o sabotatori colocam esse homem numa condição de devedor. collocano l'uomo in una condizione di aver paura, E quando ele olha para Deus, e quando lui guarda Dio, ele sabe que ele deve lui sa che lui deve e ele fica apavorado. e lui ha paura. E ele sabe que ele não pode se aproximar de E lui Deus. sa che non si può avvicinare a Dio. Essa tarde eu falava com os jovens. Questo pomeriggio parlavo con i giovani. Quando Pedro nega a Jesus, Quando Pietro nega Gesù, a Bíblia diz que o galo canta. la Bibbia dice che O galo canta. il gallo canta. E quando o galo canta, E quando il gallo canta, Pedro se lembra que Jesus havia lhe avisado. e Pietro si ricorda che Gesù l'aveva avvisato. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas La Bibbia dice nel Vangelo di Luca que
Jesus olha para Pedro che Gesù guarda a Pietro e Pedro olha para e Pietro Jesus. guarda Gesù. Entenda algo nessa noite. E c'è qualcosa questa sera Se você falhar, che se tu sbagli, não pare de olhar para Jesus. non smettere di guardare a Gesù. Não pare de olhar Non para smettere di Jesus. guardare a Gesù. O segredo é olhar para Ele. Il segreto è guardare per Você Lui. falhou, Tu hai sbagliato, você pecou, tu hai peccato, você não tem tu non hai condições, condizioni, mas olha para Ele, ma guarda Lui, porque o sacrifício perché il dele sacrificio di vai Lui restaurar a tua restaurerà vida. la tua vita. É isso que importa. È questo che Você importa. pode adorar ao Senhor Tu puoi nessa adorare il noite Signore questa sera por essa misericórdia. per questa tão grande. misericordia. Aleluia. Eu me escondi. Io mi sono nascosta. Escondido aonde, Adão? Nascosto dove, Adamo? Eu estou atrás das árvores. Io sono dietro l'albero. Quantas pessoas estão atrás das árvores? Quante persone sono dietro l'albero? Eu encontro muitas pessoas atrás das árvores. Io incontro molte persone dietro l'albero. Pessoas que fracassaram na fé. Persone che sono cadute nella fede. Pessoas que não querem ter um compromisso com Deus. Persone che non vogliono avere un compromesso con Dio Estão atrás de árvores. e sono dietro ad alberi. Árvores são as nossas desculpas. Gli alberi sono le nostre scuse. Nós nos escondemos atrás delas. Noi ci nascondiamo dietro di Eu não esse. fui porque eu não posso. Io non vado perché non posso. Eu não trabalho na igreja porque eu não tenho tempo. Io non lavoro in chiesa perché non ho tempo. Eu não tomo uma decisão porque ainda não chegou o tempo. Io non prendo una decisione perché ancora non è arrivato il momento. Deus está te olhando atrás das árvores. Dio ti sta guardando dietro l'albero E Ele está gritando o seu nome. e Lui sta gridando il tuo E nome Ele está dizendo aonde você está. e Lui sta dicendo dove sei. Porque se você perguntar aonde Deus está, Perché se tu chiedi dov'è Dio, Ele está no lugar do encontro, Lui è nel luogo dell'incontro, esperando você chegar, aspettando che tu para que arrivi, Ele possa conversar perché contigo, Lui possa conversare con te, para que Ele possa falar para você o que Ele pode fazer. perché Lui possa parlare con te quello che Lui può fare per Esse te. foi o propósito dele em criar a família. E questo è stato il suo proposito, di creare la É famiglia. algo que traga alegria às nossas È vidas. qualcosa che porta allegria alle nostre vite. Embora nós não entendamos muito isso. Eppure noi non capiamo molto questo. O Senhor, então Adão vem perto do Senhor. E quindi Adamo arriva vicino al Signore. A gente evita chegar perto de Deus quando a gente erra. Le persone cercano di evitare di arrivare vicino a Dio Quando quando uma peccano. pessoa fracassa na fé, ela diz: eu não vou mais à igreja. Quando una persona cade nella fede e dice io adesso non vado, non mi avvicino. Ela pensa assim: Lui pensa così, eu não quero mais ir à igreja. io non voglio più andare in chiesa, Porque ela precisa se esconder atrás de árvores. perché ha bisogno di nascondersi dietro gli alberi. Então ela diz: eu vou me esconder atrás dessa árvore. E quindi le dice mi nascondo dietro gli alberi. Obrigada. Eu vou me esconder atrás dessa árvore. Io mi nascondo dietro quest'albero E eu não quero que Deus me veja. e non voglio che Dio mi veda. É por isso que eu falei que precisamos ser igual Pedro. È per questo che ho detto che abbiamo bisogno di essere come Pietro. Temos que olhar para Jesus, Non dobbiamo guardare a Gesù, mesmo depois de negar Ele. anche dopo che l'abbiamo negato. Se o lugar que eu o vejo é na casa de Deus, Il Signore, perché io venga nella casa di Dio, eu não posso deixar de comparecer a esta io non casa. posso lasciare di comparire in questa casa. Não posso arrumar árvores para me afastar daqui. Non posso cercare alberi per allontanarmi da qui. Quando Adão e Eva chegam, Quando Adamo ed Eva arrivano, Deus olha para eles Dio guarda loro e diz assim: e dice così: olha, homem, guarda uomo, porque por causa de você per causa vostra a terra será maldita. la terra sarà maledetta. A partir de hoje, A partire da oggi, sobre espinhos e abrolhos. sopra spine, A Bíblia diz abrolhos. Sobre espinhos. sopra le spine, Sobre espinhos você vai plantar e vai colher. sulle spine tu pianterai e raccoglierai. A terra produzirá ervas amargas La terra produrrà erbe amare por causa de você. a causa vostra. Aí ele olha para a mulher E lui guarda la donna e diz: olha, você agora vai conceber em dores. e tu adesso e lui dice tu adesso sentirai dolori. Quando você for dar à luz, Quando tu darai alla luce naquele parto chamado normal, in quel parto chiamato naturale,
que de natural só tem um nome, che di naturale solo ha un nome. né? Quem já teve sabe do que eu tô Chi l'ha già falando. avuto sa di cosa sto parlando. Ele é muito terrível. È molto terribile, Porém a gente esquece. ma nonostante questo ce ne E dimentichiamo. é mais natural do que o outro. E questo è più naturale degli altri. O Senhor falou: as mulheres vão se lembrar de E você. e il Signore ha detto: le donne si ricorderanno di te. Por tua culpa, Eva. Per la tua colpa, Eva, Virá dor sobre as mulheres arriveranno dolori sulle donne quando elas forem dar à luz. quando loro daranno la luce. Aí Deus olha para a serpente E lì Dio guarda il serpente e diz assim: e tu, e dice così: tu, serpente, tu és a pior serpenti, tu sei il peggiore de todas as animárias do campo. di tutti gli animali del campo. E por causa disso, E per causa di questo, a partir de hoje, a partire da oggi, você vai rastejar. tu striscerai. Então ela não rastejava. E lei non strisciava. O Senhor falou: você vai rastejar sobre o seu ventre. E il Signore ha detto: tu striscerai sul tuo ventre. Mas eu preciso te falar uma coisa, Ma io serpente. ho bisogno di dirti una cosa, serpente. Deus vira para a serpente E il Signore guarda il serpente e diz assim: e dice così: você não venceu. tu non hai vinto. Você está achando que acabou o projeto, Tu pensi che è terminato un progetto, mas eu sou Deus. ma io sono Dio. Eu sempre tenho uma saída. Io ho sempre un'uscita. É da semente da mulher E dal seme della donna que vai nascer um homem che nascerà un uomo que esmagará a tua cabeça. che spezzerà la tua testa. Deus já tinha um projeto. Dio già aveva un progetto. Se o homem falhasse, Se l'uomo sbagliasse, eu preciso falar para você. io ho bisogno di dirti questo. Talvez a tua família esteja um caos. Può essere che la tua famiglia sia un caos. Talvez a tua família esteja se acabando. Può essere che la tua famiglia stia terminando. Talvez não haja mais amor entre vocês. Può essere che non ci sia più amore tra di Mas eu voi. preciso te dizer nessa Ma ho bisogno di noite: dirti questo questa sera. Deus tem um plano. Dio ha un piano. Deus sempre tem um plano. Dio sempre ha un piano. Deus sempre pode fazer alguma coisa. Dio sempre può fare alcune Ele cose. sempre pode trazer mudança. Lui sempre può portare cambiamento. Quando o Senhor fala isso com eles, Quando il Signore parla questo con loro, o Senhor então toma uma decisão. il Signore allora prende una decisione. Ele precisa tirar o homem dali. Lui ha bisogno di togliere l'uomo da lì. E a Bíblia diz que ele fala: vamos tirar eles do jardim. E la Bibbia dice che lui dice: togliamo loro dal Eles vão giardino. embora desse paraíso. Loro vanno via da questo paradiso. Eu dei um paraíso para esta família, Io ho un paradiso per questa famiglia, mas eles não entenderam o propósito. ma loro non hanno capito il proposito. Vamos tirar eles daqui E togliamo loro da qui, antes que eles comam prima che loro mangino da árvore da vida. dell'albero della vita. E eu levo um choque quando eu leio isso. A me arriva uno shock quando leggo questo. Porque se a árvore da vida estava ali, pastor Henrico, Perché se l'albero della vita era lì, Pastore Enrico, então eles poderiam ter comido dela. allora loro potevano mangiarlo. Porque a Bíblia diz: a única árvore Perché la Bibbia dice l'unico que albero vocês não podem comer che voi non potete mangiare é a árvore do conhecimento do bem e do mal. è l'albero della conoscenza del bene e del male. E depois que eles desobedecem a Deus, E dopo che loro disobbediscono a Dio, Deus diz: eu vou tirar antes que eles comam da árvore da vida. Dio dice: io toglierò loro prima che mangino dell'albero della Você vita. consegue entender Tu riesci a capire que quando o homem se desliga de Deus, che quando l'uomo si distacca da Dio, ele começa a fazer coisa errada, lui inizia a fare cose sbagliate, ele não se dá conta que ele escolhe errado. lui non riesce a capire che sta scegliendo E nós sbagliato. fazemos isso até hoje, ao invés de escolher a vida, nós escolhemos a morte. E noi facciamo questo fino ad oggi, invece di scegliere la vita scegliamo la Ao invés de morte. seguir um caminho de obediência, nós somos Invece di desobedientes. scegliere il cammino dell'obbedienza, noi siamo Ao invés de disobbedienti. agradar a Deus, nós desagradamos a Deus. Invece di noi essere nell'altare di Dio, di aggradire Dio, noi non aggradiamo a Dio. Em uma conferência, uma mulher disse para mim: E in una conferenza una donna ha detto per me: Lucileia, eu tenho muita raiva de Deus, Lucilea, io ho molta rabbia di Dio, porque ele matou o meu filho. perché lui ha ucciso mio figlio. Ela usou essa palavra: ele matou o meu filho. Lei ha usato questa parola: lui ha ucciso mio figlio. Eu disse: Deus não matou o teu filho. E io dissi: Dio non ha ucciso tuo figlio, Fomos nós quem escolhemos morrer. perché siamo noi che abbiamo scelto di morire. Lá no Éden, Là nell'Eden nós escolhemos a morte. noi abbiamo scelto la morte. O nosso corpo Il nostro corpo tem mais de 10 trilhões de ha células. più di 10 milioni di cellule. Nenhuma delas Nessuna
Nessuna di foi esse programada para morrer. è stata programmata per morire. E é tão interessante Ed è così interessante que o nosso sistema imunológico, che il nostro sistema immunologico ele entra em ação egli entra in azione quando nós nos cortamos, por exemplo. quando noi ci tagliamo, per esempio. Ele entra em ação combatendo uma virose. Lui entra in azione combattendo un virus. Ele entra em ação contra uma bactéria. Lui entra in azione contro un batterio. Nós temos uma autorreação, Noi abbiamo una autoreazione porque nós não fomos feitos para morrer. perché noi non siamo stati fatti O per nosso morire. corpo ele luta para viver, Il nostro corpo lotta per vivere, porque Deus nos fez para a vida. perché Dio ci ha fatto per la vita. Deus então expulsa eles dali. Dio quindi caccia loro da lì Eles são expulsos do paraíso. e loro sono espulsi dal paradiso. E no momento em que eles são expulsos, E nel momento che loro sono espulsi, o Senhor põe um anjo na porta il Signore mette un angelo com nella uma porta espada con una spada para que eles não voltem. perché loro non tornino Eles não podem voltar. e loro non possono tornare. O que se segue a partir disso, Quello che succede a partire da questo, nós vamos observar como segue esta família. noi vediamo due cose di questa famiglia. Eles têm dois filhos. Loro hanno due figli, Um se chamava Caim, uno si chiamava Caino, outro se chamava Abel. l'altro si chiamava Abele. Abel pegava do seu gado e trazia um sacrifício para o Senhor. Abele prendeva la sua decima e la portava come sacrificio al Signore. Agora, Abel não, o Caim não fazia isso. Caino non faceva questo. Caim pegava da lavoura, Caino lo prendeva dal do fruto da terra, frutto della terra e trazia para o Senhor. e lo portava al Signore. E um dia, quando Abel apresentava um sacrifício ao E Senhor, un giorno quando Abele ha portato il sacrificio al Signore, a Bíblia diz que Deus recebe, la Bibbia dice che Dio l'ha ricevuto, mas quando Caim chega, ma quando Caino arriva, Deus despreza o sacrifício de Caim. Dio disprezza il sacrificio di Caino. E você pode pensar por que Deus desprezou. E tu puoi pensare perché Dio l'ha disprezzato. Ele também teve o trabalho de ir buscar o sacrifício. Anche lui ha avuto il lavoro di andare a cercare il Só sacrificio. que eu tenho um entendimento meu. Solo che io ho un mio modo di vedere. Talvez isso faça você entender as coisas. Magari questo ti fa capire le cose. Abel trazia do seu gado Abele prendeva dalla sua parte e trazia para o Senhor. e la portava al Signore. Agora Caim ia buscar na terra Allora adesso Caino la prendeva dalla terra, o seu sacrifício ao Senhor. il suo sacrificio al Signore, Mas a terra estava amaldiçoada. ma la terra era maledetta. Vocês se lembram que Deus falou para Adão? Tu ti ricordi quello che Dio ha detto ad Adamo? Deus disse: Maldita é a terra por tua causa. Dio ha detto maledetta è la terra a causa tua. E ele vai buscar, Caim vai buscar na terra, E Caino va a cercare nella terra, em uma terra amaldiçoada, in una terra maledetta, o seu sacrifício para o Senhor. il suo sacrificio per il Signore. Deus não aceita sacrifícios malditos. Dio non accetta sacrifici Eu maledetti. não consigo entender como é que uma pessoa apresenta sacrifícios ao Senhor de qualquer forma. E non riesco a capire come una persona possa presentare un sacrificio al Signore in qualche modo. Eu tenho um compromisso muito grande com Deus para estar aqui. Io ho un compromesso molto grande con Dio per essere qui. Quando nós vamos ter o culto na nossa igreja, Quando noi abbiamo il culto nella nostra chiesa, eu já começo a louvar ao Senhor dentro da minha io casa. già inizio a lodare il Signore dentro dalla mia Eu já casa. começo a adorar a Ele. Io inizio già ad adorare Lui. E eu busco então alguns hinos, algumas músicas que me aproximem do E Senhor. quindi cerco alcuni inni, alcune musiche che mi possono avvicinare al Ai, Signore. como é gostoso ouvir esses hinos. Ah, com'è gustoso ascoltare questi inni. Ai, como é bom isso. Ah, com'è bello E eu questo. vou falando com Ele. Io parlo con Lui. E eu digo, Senhor, Io dico, Signore, hoje oggi o nosso encontro il nostro é incontro na tua casa. è nella tua casa. Daqui a pouco eu chego lá. Tra poco io arrivo là. E os meus filhos chegam. E i miei figli arrivano. E eu estou ouvindo música alta. Io sto ascoltando la musica. E às vezes eles dizem, mãe, E a volte loro dicono, mamma, você não acha que está muito alto esse som? non vedi che è molto alto questo suono? E eu digo, vizinho, escuta a música aí o tempo todo. E io dico, i vicini ascoltano la musica tutto il tempo. E ele nem está adorando a Deus. E loro neanche adorano Dio. Deixa eu adorar a Deus. Lasciami adorare a Dio. E eu faço o meu culto E io faccio il mio culto. antes de chegar na casa do Senhor. Prima di arrivare alla casa del Por Signore. favor, Per favore, se você não faz isso, se tu non fai questo, comece a fazer. inizia a farlo. O culto vai ser diferente. Il culto sarà differente.
Eu entendo que a adoração é isso. Io capisco che l'adorazione è Eu questo. entendo que sacrifício é isso. Io capisco che sacrificio è questo. E eu penso que os pais que ensinam isso aos seus filhos E io penso ai genitori che insegnano questo ai loro figli não terão problemas quando esse filho crescer. non avranno problemi quando i loro figli Porque esse cresceranno. filho vai entender este processo. Perché i figli capiranno questo processo. O Senhor, nessa oferta de Caim, E il Signore in questa offerta di Caino, o Senhor rejeita il Signore la rifiuta e aceita de Abel. e la accetta di Abele. E quando isso acontece, E quando questo accade, Caim resolve matar Abel. Caino uccide Abele. Ele pensa, eu vou matar Abel. Lui pensa, io lo uccido. Eles eram irmãos. Loro erano fratelli. Eu vou matar Abel. Lui è mio fratello, ma io uccido Abele. Deus percebe isso. Dio percepisce questo. E Deus chega a falar com Caim. E Dio arriva a parlare con Caino. E Deus fala para E ele: Dio gli parla. Caim, Caino, eu estou sondando os teus sentimentos. io io sto valutando i tuoi sentimenti. E eu estou percebendo E sto percependo que você está querendo fazer algo muito ruim. e che tu vuoi fare qualcosa di molto brutto. Olha Deus outra vez, Guarda Dio un'altra volta, preocupado com as emoções do homem. preoccupato con l'emozione dell'uomo. Deus olha para Caim Dio guarda per Caino e diz: tem um desejo no teu coração, e dice c'è un desiderio nel tuo cuore, mas cabe a você dominar este desejo. ma aspetta a te dominare questo Você desiderio. precisa dominar esse Tu hai desejo. bisogno di Caim. dominare questo desiderio. É isso que Deus faz conosco hoje na igreja. È questo che Dio fa oggi con noi nella Chiesa. Nós temos um desejo Noi abbiamo un desiderio de servir a Deus, di servire Dio, mas se o nosso desejo ma il nostro desiderio não caminha com a vontade de non Deus, cammina con la volontà di Dio. o Senhor diz: Lucileia, Il Signore dice: olha Lucileia, o desejo que está no teu coração. guarda il desiderio che c'è nel tuo cuore. Cuidado com ele, Attenta con questo. você vai cair. Tu puoi cadere. Esse desejo te derruba. Questo desiderio, Você pode fazer algo muito errado. questo desiderio sbagliato, puoi fare qualcosa di molto sbagliato. E eu tenho dentro de mim E io ho dentro di me a decisão la decisione de continuar nesse desejo di continuare con questo ou desiderio renunciar esse desejo o rifiutare questo desiderio para servir a Deus como per Ele servire a quer. Dio come Lui vuole. Isso é muito sério. Questo è molto serio. A gente precisa tomar uma decisão diante de Abbiamo Deus. bisogno di prendere una decisione A davanti a gente Dio. precisa tomar uma decisão diante de Deus. Abbiamo bisogno di prendere una decisione davanti a Dio. Não tem como a gente ficar cocheando entre dois pensamentos. Non c'è modo perché le persone possano rimanere tra due pensieri. A gente precisa servir ao Senhor Abbiamo bisogno di servire al Signore com todo o nosso ser. con tutto il nostro essere. E o Senhor então vai passar por um tempo aonde a raça humana vai trazendo tristeza ao seu E quindi coração. il Signore, A raça humana. e quindi la razza umana passa per un momento con il quale ha un desiderio nel cuore. E a Bíblia diz em Gênesis E la Bibbia dice in Genesi que Deus se arrepende de ter feito o homem. che Dio si pente di aver fatto l'uomo. Ele olha para a terra Lui guarda la terra e ele sente uma tristeza. e lui sente una tristezza. Ninguém lhe faz sorrir. Niente lo fa sorridere, Ninguém alegra o coração de Deus. niente rallegra il cuore di Dio. E ele vai passando os seus olhos sobre a terra E lui passa i suoi occhi sulla terra até que ele encontra um homem fino a quando incontra un uomo chamado Noé. chiamato Noè. A Bíblia diz que Noé La Bibbia dice che Noè achou graça diante de Deus. ha trovato grazia davanti a Dio. E Deus olha então para Noé E Dio quindi guarda Noè e diz: eu preciso resgatar a família outra vez. e lui dice: ho bisogno di riscattare la famiglia un'altra Está uma volta. bagunça. Era un caos, Estava um caos no mundo. era un caos nel mondo, Mas havia uma família ma c'era una famiglia que alegrava o coração de Deus. che rallegrava il cuore di Dio. Você já imaginou Tu hai già immaginato Deus olhar para Verona, Dio guardare a Verona olhar e não encontrar ninguém? e guardare e non trovare nessuno? De repente ele vê a tua vida E tra poco lui vede la tua vita e ele diz: oh,
E lui dice, alguém me traz alegria. qualcosa mi porta Eu allegria. posso resgatar as famílias Io posso riscattare le famiglie através dessa pessoa. attraverso questa persona. Foi isso que aconteceu com Noé. È questo che è successo con Noè. A gente vai ver o Senhor fazendo todo um projeto da arca Le persone vedono che Dio fa tutto il progetto dell'arca e colocando a família dentro e dela. mette la famiglia dentro di A essa. família de Noé, La famiglia di Noè, porque as outras famílias não estavam nem aí. perché le altre famiglie non erano neanche lì. Deus disse: eu vou mandar um dilúvio. Dio dice, mando il diluvio, Eu vou destruir a terra, io distruggerò la terra, porque a maldade está demais diante perché da la minha malvagità presença. era tantissima. Eu vou destruir essa terra, Io distruggo questa terra, mas eu vou salvar a família de Noé. ma io salverò la famiglia di Noè. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Lasciami dirti qualcosa questa sera. Satanás pode destruir o vizinho da tua direita. E Satana può uccidere il vicino della tua destra. Satanás pode levar os filhos do teu vizinho à tua esquerda para droga, para o tráfico. Satana può portare i figli dei tuoi vicini per la droga. Mas se você achar graça diante de Ma se tu Deus, trovi grazia davanti a Deus Dio, resgata a tua família. Dio riscatta la tua famiglia. Deus salva a tua Dio família. salva la tua Vai famiglia. ser diferente com a tua família. Sarà differente per la tua famiglia. Receba isso da parte Ricevi do questo Senhor. da parte del nessa Signore noite. questa sera. Aleluia. Deus salva a família de Noé. Dio salva la famiglia di Noè. E o tempo vai passando. E il tempo passa. E nós vamos ver as pessoas apresentando sacrifícios diante de E noi Deus. vediamo le persone che presentano sacrifici davanti a Dio. Apresentam muitos animais em sacrifício Presentano molti animali in sacrificio durante muitos anos. e per molti anni. Até que certo dia, Finché un certo giorno, numa cidade chamada Nazaré, in una città chiamata Nazareth, o anjo vai visitar uma moça. l'angelo visita una ragazza. Segundo os historiadores, com mais ou menos 16, 17 Secondo anos gli de storici idade. con più o meno 16-17 E anni. o Senhor vai dizer para ela: bem-aventurada és tu entre as mulheres. E il Signore dice, beneaventurata sei tu tra le donne, benedetta. Você achou graça diante do Senhor. Tu hai trovato grazia davanti al Signore. E por isso você vai gerar o Filho de Deus. E per questo tu genererai il figlio di Dio. E ela recebe essa palavra. E lei riceve questa E parola. começa a se cumprir um propósito Inizia a divino. compiersi il proposito di E Dio. dentro do cumprimento desse propósito, E all'interno del compimento di questo vai proposito nascer um menino. nasce un bambino E vão lhe chamar Jesus. e lo chiamano Gesù. Esse menino cresce em sabedoria. Questo bambino cresce in sapienza. Com 12 anos ele já está entre os doutores. A 12 anni già stava in mezzo a dottori. Com 30 anos ele é batizado no Rio Jordão por João Batista, seu primo. A 30 anni è battezzato nel Rio Giordano da Giovanni Battista. Ele começa o seu ministério aos 30 anos. E lui inizia il suo ministero a 30 anni. E por 3 anos E per 3 anni ele salva. lui salva. Ele cura Lui as pessoas. cura le persone. O aleijado anda. O aleijado, paralítico. Il paralitico va, O cego enxerga. il cieco vede, O surdo escuta. il sordo ascolta, O mudo vai falar. il mondo parla, Os milagres vão acontecer. i miracoli accadono Ele mostrando que ele era o filho de Deus. e mostrano che lui è il figlio di Dio. Por causa disso, A causa di questo, quando ele ressuscita Lázaro, quando lui risuscita Lazzaro, isso se espalha de uma forma sobrenatural. questo si espande di una forma soprannaturale. Todos ficam sabendo que ele ressuscitou a Tutti Lázaro. sanno che lui ha risuscitato Lazzaro. Está chegando o dia da Páscoa Sta arrivando il giorno della Pasqua e é dia de oferecer um sacrifício a Deus. ed è il giorno di offrire un sacrificio a Dio. Os judeus teriam que oferecer um sacrifício a Deus, E dovevano offrire un sacrificio a Dio. lembrando o tempo que eles foram livres do Egito. Ricordando il momento in cui erano nell'Egitto. E simbolicamente, Ricordando i momenti che sono stati liberati um dall'Egitto, cordeiro teria que simbolicamente ser apresentado. il suo agnello doveva essere presentato. E então está chegando o momento E quando sta arrivando il do momento Filho de Deus se entregar por nós. che il figlio di Dio è dato per noi, E isso acontece questo succede quando ele chama os discípulos quando lui chiama i discepoli para ir com ele até o jardim do Getsemane. per andare con lui nel giardino del Getsemani. Eles entram dentro do jardim
e loro entrano dentro il giardino e ele vai chamar à parte Pedro, Tiago e João. e lui chiama a parte Pietro, Giacomo e Giovanni E ele diz: olha, fiquem aqui comigo. e lui dice: guardate, rimanete qua con me, Eu quero compartilhar a minha dor com vocês. io voglio condividere il mio dolore con voi. Sabe por que tem pessoas que parecem ter mais intimidade com Deus na igreja? Sai perché sembra che ci siano persone che abbiano più intimità con Dio in chiesa? Porque ele compartilha a dor dele com essas pessoas. Perché condividono il dolore con queste persone. Ele não chama todo mundo. Non chiamano tutto il mondo, Ele chama quem está mais perto. loro chiamano chi è più vicino, Porque ele espera que a pessoa entenda. perché sperano che le persone capiscano. E ele chama Pedro, Tiago e João. E lui chiama Pietro, Giacomo e Giovanni E ele diz: olha, eu estou angustiado. e lui dice: guardi, io sono angosciato, Eu estou angustiado até a morte. io sono angosciato fino alla morte. Quando eu escuto paciente me dizer: Lucilei, eu estou angustiado até a morte, Quando io sento un paziente che mi dice: Lucilei, io sono angosciato fino alla morte, eu fico muito preocupada. io sono molto preoccupata, Porque isso é sintoma depressivo. perché questo è un sintomo depressivo. Jesus falou isso no Getsemane. Dio ha parlato questo nel giardino del A minha Getsemani. alma está angustiada até a morte. La mia anima è angosciata fino alla morte. Eu vou ali orar. Io vado io vado lì a pregare E quando eu chegar ali para orar, e quando arriverò lì a pregare, vocês fiquem aqui. voi rimanete qui. Eu quero que vocês vigiem. Io voglio che voi vigilate. Jesus está tomado pelo pânico. Gesù è preso dal panico E ele diz: olha, eu quero que vocês fiquem aqui para me fazer companhia. e lui dice: voglio che voi rimanete qui per E farmi a Bíblia compagnia. diz que ele vai à distância de tiro de pedra. E la Bibbia dice che lui va alla distanza di un tiro di un E sasso ele começa a orar. e lui inizia a pregare E o pavor é tão grande e nele il sudore è così grande in lui que ele vai sofrer a hematidrose, e che lui soffre la ematridrosi, que é processo em que as pessoas começam a suar as gotas de sangue. che è un processo in cui le persone iniziano a sudare gocce di Eu sangue. nunca atendi paciente assim. Io non ho mai visto un paziente così. São raras as pessoas que sofrem hematidrose. Sono rare le persone che soffrono Porque a questa pessoa malattia, que sofre hematidrose, ela está no ápice do pânico. perché la persona che soffre questa cosa sta nel punto più alto del panico. É o pior estágio. È il peggiore stadio. Jesus chegou no pior estágio do pânico. Gesù è arrivato nel peggior stadio del Quando alguém panico. falar para você Qua- que pânico, Jesus não tem nada a ver com isso, que é do diabo, tem gente que fala tanta coisa. Diga: Jesus sofreu pânico. Quando le persone arrivano e parlano tutte queste cose, dicono siamo in mezzo al panico, digli che Gesù ha sofferto il panico. É por isso que ele tem poder para curar o pânico. È per questo che lui ha potere per curare Eu il panico. creio nisso. Io credo in questo. Ele é Deus. Lui è Dio. Ele pode fazer todas as Lui può coisas. fare tutte le cose. E quando Jesus está sofrendo, E quando Gesù sta soffrendo grandes gotas de sangue caem até o chão. e il sudore di sangue cade nel pavimento, ele volta para olhar seus amigos. lui ritorna dai suoi amici. Eu não sei se ele queria uma palavra. Io non so se lui voleva una parola, Eu não sei se ele queria simplesmente perceber se eles estavam vigiando. io non so se forse lui voleva percepire che loro stavano vigilando, Mas quando Jesus chega, ma quando Gesù arriva, eles estão dormindo. loro stanno dormendo. E Jesus vai de novo E Gesù torna di nuovo e vem vê-los. e torna a rivederli E eles estão dormindo. e loro stanno dormendo. Por 3 vezes eles estão dormindo. Per 3 volte loro stanno dormendo. Como nós podemos dormir Come possiamo noi dormire? no momento em que o Senhor precisa de nós? Nel momento in cui il Signore ha bisogno di noi, No momento em que o Senhor quer compartilhar a dor dele com a nel momento gente. in cui il Signore vuole condividere il Eu suo vou dolore falar con algo noi. para você. Io parlerò qualcosa per voi. Não é fácil sentir a dor de Deus. Non è facile sentire il dolore di Dio. Eu não sei se você já teve essa experiência, Io non so se tu hai già avuto questa esperienza mas de você chorar muito pela vida de alguém. di tu piangere molto per la vita di qualcuno. Alguém já passou por isso? Qualcuno ha già passato per questo? Já chorou muito em oração pela vida Già de uma ha pianto pessoa? molto in preghiera per la vita di una persona? Então vocês já sentiram a Allora dor tu hai de già Deus. sentito il dolore di Dio. É algo que vem de lá de dentro. È qualcosa che viene da là É dentro. sentimento tão profundo. È un sentimento così profondo. Quando o Senhor fez isso comigo, Quando il Signore ha fatto questo eu con falei: me, Senhor, eu não consigo aguentar essa dor. io ho detto: Signore, io non riesco a sopportare questo Tira ela dolore. de mim. Tira questo di Eu me. não suporto, eu vou morrer. Io non sopporto, io muoio. Jesus procurava isso nos discípulos, Gesù cercava questo nei discepoli, mas ele não encontrou. ma non l'ha trovato.
Se Jesus procurar você, Se Gesù cerca te, você vai vir até Ele. tu arriverai da Lui Ele te encontrará acordado. e Lui ti troverà sveglio Ou você está dormindo. o tu starai dormendo. Uma hora a gente se esconde atrás de árvores. Un momento le persone si nascondono dietro agli alberi, Outra hora nós dormimos. un altro dormiamo. O que Deus viu em nós? Che cos'è che Dio vede in noi? Por que o Senhor ama tanto a gente? Perché il Signore ama tanto la gente. Há salmo que diz que é o homem mortal para que te lembres dele. E c'è un salmo che dice: chi è l'uomo immortale perché si Eu ricordi me di lui? sinto como salmista. Io mi sento come il salmista. Quem somos nós? Chi siamo noi? Para que o Senhor se lembre de Perché il nós. Signore si ricordi di noi. Para fechar esta palavra, Per chiudere questa parola, os homens vêm e prendem Jesus. gli uomini arrivano a prendere Gesù. Judas havia combinado um sinal, E Giuda aveva, tratado um sinal. sì, aveva trattato un segnale, aveva scelto un segnale. E Judas chega e diz assim: olha, aquele que eu beijar, esse é ele. E Giuda dice: quello che io bacerò è lui. E Judas chega E Giuda arriva e dá um beijo em Jesus. e dà un bacio a Gesù. E Jesus diz assim para ele: E Gesù dice così per lui: amigo, amigo, amico, o que você veio fazer? che cosa sei venuto a fare? Como é que Jesus consegue chamar Judas de amigo? Com'è che Gesù riesce a chiamare Giuda di amico? Como é que Jesus consegue chamar eu e você de amigo? Com'è che Gesù riesce a chiamare me e te di amico? Você sabe por que ele consegue isso? Tu sai perché lui riesce a fare questo? Porque Deus amou o mundo de uma tal Perché Dio ha maneira amato il mondo di una tal maniera que deu o seu Filho único che ha dato il suo unico figlio, para que todo aquele que nele perché crê tutti coloro che in lui não credono pereça, non não periscano, mas tenha vida eterna. ma abbiano la vita eterna. Isso é maravilhoso. Tu sei meraviglioso. Jesus é levado ao Calvário. Gesù è portato al Calvario. Quando Jesus chega no Calvário, Quando Gesù arriva al Calvario, ele é pregado na cruz do meio. lui è messo nella croce in mezzo. Do lado direito tem um malfeitor, do lado esquerdo também. Dal lato destro c'è un malfattore, dal lato sinistro anche. Ele é colocado na cruz do meio, onde o maior malfeitor era colocado. Lui è messo nella croce in mezzo dove il peggior assassino era messo. Jesus, o que o Senhor está fazendo aí? E Gesù dice: che cos'è che stavano Tu facendo és qui? santo. Tu sei santo. Tu só fez o bem. E il Signore dice: cosa fai lì, O Gesù? gruppo Tu sei di santo, giovani- tu hai fatto il bene. O grupo de louvor cantou que ele é santo. Il gruppo di lode ha cantato perché lui è O santo. grupo cantou que exalta o nome dele. Il gruppo ha cantato che esalta il suo Jesus, nome. o que tu estás fazendo aí? Gesù, cosa stai facendo lì? Jesus, tu não precisa ficar nessa cruz. Gesù, tu non hai bisogno di essere in questa croce. Mas se esta igreja perguntasse isso para ele, Ma se questa chiesa chiedesse questo a lui, ele diria: eu Lui preciso direbbe: salvar Verona. io ho bisogno di salvare Eu Verona. preciso alcançar esse povo. Io ho bisogno di arrivare a questo popolo. Eu preciso mudar a história da Marinei, Io ho bisogno di cambiare la storia della da Marinei, Andréia, la storia dell'Andrea, da Lucileia, da Lucileia, da Lisandra. da Lisandra. Eu preciso mudar a história desse povo. Io ho bisogno di cambiare la storia di questo popolo. Ele não desistiria da cruz. Lui non desisterebbe dalla Ele croce. não desistiu da cruz. Lui non ha desistito della croce Pela tua vida per la e tua pela vita minha e per la mia vita. Louvado seja o nome do Senhor. Lodato sia il nome del Signore. Aleluia. 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 Você pode adorar a Ele por um minuto. Tu puoi adorare Lui per un minuto, Agradecer a Ele pelo sacrifício da cruz. ringraziare Lui per il sacrificio della croce, Agradecer a Ele por dar uma chance para a tua casa, para a tua família. ringraziare Lui per ancora una chance per la tua casa, per la tua famiglia Agradecer a Ele por te dar vida e você estar aqui hoje. e ringraziare per la tua vita, per essere qui oggi. Aleluia.
os malfeitores começam a falar com ele. I malfattori iniziano a parlare con lui. No começo, os dois xingavam ele. All'inizio loro due prendevano in giro lui. Se tu és o Cristo, Se tu sei il Cristo, desce dessa cruz. scendi da questa croce, Saia daí. vai via da qui. Tu não é o filho de Deus. Tu non sei il figlio di Dio. Colocaram até uma coroa de espinho nele. Hanno messo anche una corona di spine in lui, Porque ele falava que era o rei dos judeus. perché lui parlava che era del regno O giudeo. coroaram de espinhos. L'hanno incoronato di spine. De repente, o ladrão que está à sua direita E in un istante il ladro che era alla sua destra começa a ver que ele é diferente. inizia a vedere che lui è diverso. Ele não xinga, Lui non lo blasfema. prende in giro, non lo blasfemia. não blasfema. Ele se mantém em sua calma. Lui non bestemmia, lui mantiene la sua calma. Quando ele faz um esforço para falar, Quando lui fa uno sforzo per parlare, ele diz: Pai, lui dice: Padre, perdoa-lhes, perdonali, porque eles não sabem o que perché fazem. loro non sanno quello che fanno. Até no momento mais difícil, Persino nel momento più difficile, ele diz para o Pai perdoar-nos. lui chiede al Padre per perdonarci. E aquele ladrão que está à sua direita E quel ladro che è alla sua destra começa a olhar para ele diferente. inizia a guardarlo lui in modo differente. E quando o ladrão da esquerda começa a xingá-lo, E quando il ladro della destra inizia a prenderlo in giro, o da direita diz: não fale assim com ele. e quello della destra dice così: non parlare con lui così. Nós merecemos estar aqui. Noi meritiamo di essere qui. Mas ele nada fez. Ma lui non ha fatto nulla. Esse homem começa a fazer uma confissão de fé. Quest'uomo inizia a fare una confessione di fede. É o processo de salvação mais rápido que eu já vi na Bíblia. Ed è il processo di salvezza più rapido che ho visto nella Ele Bibbia. reconhece que ele é pecador. Lui riconosce che lui è peccatore E ele reconhece que Jesus é justo. e lui riconosce che Gesù è Ele giusto. é justo, ele nada Lui è fez. giusto, non ha fatto nulla. Então ele se vira para Jesus E e quindi diz: Senhor, lui si gira, guarda Gesù e dice: Signore, Senhor. Signore. Ele reconhece que Jesus é Senhor. Lui riconosce che Gesù è il Signore. Se até ali ele não acreditava, Fino a quel momento lui non credeva. agora ele acredita. Adesso lui crede. E ele diz: Senhor, E lui dice: Signore, lembra-te de mim ricordati di me quando entrares no teu reino. quando tu entrerai nel tuo regno. Ele acredita que Jesus tem um reino. E lui crede che il Dio ha un regno. Ele sabe que daqui a pouco Jesus estaria no seu reino. E lui sa che da lì a poco Gesù starebbe Tem nel suo pessoas regno. que servem a Jesus e até hoje não acreditam E que ci ele sono tem um persone che reino. servono Gesù e fino ad oggi non credono nel suo regno. Mas ele sabia que Jesus tinha um Ma lui reino. sapeva che Gesù aveva un regno. Quando ele fala isso, E quando lui parla questo, Jesus diz: Gesù dice: ainda hoje oggi estarás comigo tu sarai con me no paraíso. nel paradiso. Alleluia. Satanás nos tirou de casa. Satanás nos tirou de casa. Satana ci ha tolto da casa, Ele tirou Adão e Eva do ha paraíso. tolto Adamo ed Eva dal paradiso. Jesus devolve o homem ao paraíso. Gesù ritorna l'uomo al paradiso. Porque ele disse: ainda hoje Perché lui dice: oggi tu estarás comigo no tu paraíso. sarai con me nel paradiso. Isso é maravilhoso. E questo è maravilloso. Deus resgata-nos. Dio ci riscatta. Ele resgata a nossa casa. Lui riscatta la nostra casa. Ele resgata as nossas vidas. Lui riscatta la nostra vita. Porque ele amou demais. Perché lui è un uomo di pace. Eu gostaria de te convidar a estar em pé. Io vorrei chiederti di rimanere in piedi. Eu gostaria de fazer um convite para você. Io vorrei fare un invito per voi. Talvez você já serve ao Senhor há muito tempo. Talvolta tu magari è già tanto tempo che servi a Dio, Mas eu queria te fazer um convite ma nessa vorrei noite. farti un invito questa sera. Eu não sei se você teria coragem Io non para so se tu hai il coraggio de se reconhecer pecador. di riconoscerti peccatore. Como diz a palavra de Deus, miserável homem que sou, Come dice la parola di Dio: miserabile uomo che sono, quem me livrará? chi mi libererà?
da vida desta morte. dalla venuta di questa morte. Mas nós temos Jesus Cristo. Ma noi abbiamo Gesù Cristo. Graças a Deus que nós temos Jesus Cristo. Grazie a Dio che noi abbiamo Gesù Cristo. E quando Satanás nos acusa, E quando Satana ci accusa, ele diz para nós: nenhuma condenação há lui dice nessuna condanna ha para aqueles que estão em Cristo Jesus. e non c'è nessuna condanna per coloro che stanno in Cristo Gesù. Eu posso convidar, pastora? Io posso invitare. Eu posso convidar as pessoas que querem vir à frente Io posso invitare le persone che vogliono venire davanti e ter uma mudança de e vida a avere un partir de cambiamento hoje. di vita a partire da adesso. Eu me refiro a você que já serve ao Senhor, Io mi riferisco a te che già servi il a Signore, você que acredita em Jesus. a te che credi in Gesù. Mas eu quero que você rompa a multidão, Ma voglio che tu rompa la moltitudine como aquelas pessoas que alcançavam um milagre. come quelle persone che raggiungevano il miracolo. Você tem coragem de sair do teu lugar Tu hai il coraggio di uscire dal tuo luogo e vir à frente desse altar, e venire davanti a questo altare dizendo: eu sou um pecador, dicendo io sono un peccatore, eu preciso de Jesus. io ho bisogno di Gesù, Eu preciso que Ele me ensine como servi-lo. io ho bisogno che Lui mi insegni come Eu servirlo, preciso que ele me ajude a ter um lugar do encontro. io ho bisogno che Lui mi aiuti ad avere un luogo di incontro. Quem tem coragem, Chi ha coraggio? saia do teu lugar e venha à frente. Vieni fuori dal tuo luogo, vieni qui davanti. Enquanto o grupo louva, podem louvar. Finché il gruppo loda, Você pode sair do teu lugar e vir falando com tu puoi Jesus. venire qui davanti a parlare con Gesù. Alleluia. John. certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai la fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora a te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia. Parole
non devi temere più, che ti saprà chi vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh, anima mia, non devi temere più, che ti saprai chi vive un leone all'interno
a presença de Deus aqui? Hai sentito la presenza di Dio qui? Ele vai contigo para a tua casa. Lui andrà con te a casa tua. Faça o lugar do encontro. Fai un luogo di incontro. Vocês vão se encontrar lá. Voi vi incontrerete lì. Ele vai se manifestar na tua vida. Lui si manifesterà nella tua vita. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Che Dio vi benedica tutti in nome di Gesù. Amém. Fai um aplauso, Senhor, forte. Amém. Alleluia, glória, Signore. Amém. Che noi possiamo portare questa guarigione che Dio ha fatto nei nostri cuori, dicendo che Lui ci ama tanto. In questo momento vorrei invitarti a benedire questa chiesa con la tua decima e con la tua offerta, con il tuo cuore. Noi diciamo sempre questo, che tu devi benedire con il tuo cuore. Non fare niente per forza, non fare niente perché sto dicendo io, ma perché questa casa ha bisogno di mantenersi e che tu hai amore per quest'opera. E quindi ti invito a benedire questa casa, ti invito a benedire questa chiesa, ti invito a adorare il Signore con la tua adorazione. Questo è un momento di adorazione. E quindi con gioia, con molta gioia, dichiarando che il Signore è in questo luogo, dichiarando che il Signore ancora farà cose straordinarie in questo luogo, ministrando. Quando tu metti la tua offerta, dici: Signore, io sto donando la mia offerta perché io credo nell'opera che il Signore fa in questa chiesa. Amém? Com muita gioia, com muita alegria, noi doneremo la nostra adorazione in questo momento. Amém? Amém? Alleluia. Com gioia allora adoriamo.
di questa sera, gloria a Dio per la vita della missionaria Lucileia che è stata qua con noi a condividere questa parola e questa benedizione che è venuta direttamente da Dio per le nostre vite. Voglio ricordare a tutti i teens l'appuntamento di domani mattina alle ore 10 per l'ultimo giorno della nostra conferenza emozionale, dove sono tutti gli operai e i leader della Chiesa, tutti quelli che c'erano ieri sera. Ieri la psicologa ha chiesto che voto date al suo intervento di ieri. Ieri abbiamo detto un voto, oggi che voto diciamo? Confermiamo il 10, i giovani confermano anche per il pomeriggio. Allora sicuramente anche per i teens domani sarà un incontro imperdibile e per le donne alle ore 15. Ok, quindi domani alle 10 incontro per i teens e domani alle donne ore 15, ultimo giorno della conferenza emozionale, siete tutti invitati. Volevo fare anche un altro invito perché non so se state vedendo quel messaggio fastidioso che vi sveglia all'incirca alle 5:55 di mattina da qualche giorno a questa parte sui gruppi della Chiesa. Quando vi arriva quel messaggio che vi sveglia, voi cliccate sul link che vi sta arrivando, perché quel link è il link della preghiera che stiamo portando avanti in questi giorni. È una preghiera che è fatta per le persone che sono lontane dalla casa del Padre. Penso che tutti quanti noi come cristiani, come figli di Dio, vogliamo che tanti ritornino alla casa del Padre. Quindi vi invito, quando sentite quel beep beep del telefono la mattina che vi sveglia, non girate il telefono ma cliccate sul link. Magari siete ancora mezzo addormentati ma sentirete le persone che pregano e chissà che Dio non spinga anche voi a pregare per questo proposito. Quindi ancora c'è qualche giorno di tempo, pregate insieme a noi alle 6 di mattina. Abbiamo detto tutto il culto del mercoledì, la preghiera delle 6:30 del mercoledì. Volevo soltanto chiedere un aiuto per finire la serata. Qua ci sono i tavoli apparecchiati per mangiare, dobbiamo portare la cibaria di qua perché sarà un buffet questa sera. Quindi io chiederei a 2 uomini molto forti, e per molto forti intendo Fabiano Fabiano e Robinson, se possono andare a prendere il tavolo che c'è di là, quello grigio, nella mia saletta, portarlo di qua. Alle persone della cucina, se possono andare a prendere le cose da mangiare, portarle di qua. E come abbiamo già detto nelle ultime volte, aspettiamo prima che i nostri ospiti, le nostre ospiti in questo caso, prendano da mangiare e dopo anche noi possiamo prenderne. Ok? Ultima cosa, i compleanni della settimana. Qualcuno deve chiamare la Cristiani di là, per piacere. Se c'è qualcun altro che ha festeggiato il compleanno. Giuliano, ecco, ha festeggiato il compleanno questa settimana? Prego. La Tainara non è venuta al suo l'ultima volta. Dov'è la Tainara? Chiamate la Cris, chiamate la Tainara che facciamo una preghiera per benedire il loro anno. Prego, prego. La Cris. C'è questa sera qua con noi anche Giulio Cesar Meyer, è sempre un piacere averti qua quando puoi. Raffaele è ritornato dal Brasile, è bello rivederti. Eccola qua, la nostra ultima festeggiata. Amen. Possiamo stendere le nostre mani verso di loro affinché Dio possa benedire questo loro nuovo anno di età.
Padre, nel nome di Gesù in questo momento mettiamo davanti a te la vita di questi tuoi 3 figli, Signore, di Giuliano, di Tainara e di Cristiane, che hanno compiuto un altro anno di vita. Io ti prego, Signore, insieme a tutta questa Chiesa, che tu possa versare le tue migliori benedizioni su di loro in questo nuovo anno, possa riempirlo di gioia, di allegria e di realizzazioni nella loro vita, sempre con il tuo Spirito Santo presente in loro. Nel nome di Gesù benedici il loro nuovo anno. Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a voi, tanti auguri a te. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Amen. Che Dio possa benedire la tua settimana, che Dio possa benedire la tua casa, la tua famiglia, come è stato predicato questa sera. La famiglia è il primo progetto di Dio, e che Dio possa riempire veramente la tua settimana con le sue migliori benedizioni e la sua protezione. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia del Signore Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano insieme a tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen. Che Dio vi benedica in nome di Gesù.